Sbarcano i ragazzi del Grande Fratello, un'iniziativa di beneficenza tra le più mondane e popolari. La partita Grande Cuore Grande Fratello presenterà ai suoi spettatori una partita di calcio alla quale parteciperanno i protagonisti delle ultime edizioni del famoso reality. L'intero incasso sarà devoluto alle associazioni no profit del territorio. Una conferenza stampa, tenutasi il 26 maggio all'Adriatic Palace Hotel, ha presentato l'evento, spiegando le motivazioni umanitarie che spingono il comune di Jesolo e ex protagonisti del Grande Fratello come Andrea Spadoni a partecipare con tanta attenzione ed interesse al progetto. Io sono Andrea Spadoni, sono il portiere della squadra. Portiere anche abbastanza forte, chi non lo sa venga a vedere. È vero. No, sto scherzando. Confermo. Sto giocando. Sto partecipare a questi eventi che bene o male ne facciamo quasi circa uno al mese, appunto per poi dare l'intero ricavato in beneficenza. In questo caso appunto l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri di Jesolo. Quello che volevo sottolineare, la partita ha lo scopo benefico e l'intero incasso andrà all'associazione AVO, che è l'Associazione Volontari Ospedalieri di Jesolo, dove è motivata ad aiutare le persone che veramente hanno un gran bisogno. La partita del Grande Fratello è un grande evento che Jesolo quest'anno è riuscito a portare. Per quanto riguarda l'assessorato alle politiche sociali, ci era stato chiesto di segnalare un'associazione alla quale devolvere il ricavato. Abbiamo deciso, assieme anche al sindaco, di devolverlo all'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Jesolo, che sono operativi nel nostro comune da moltissimi anni e con i quali molti progetti assieme abbiamo fatto anche quest'anno. Sarà un'occasione poi per devolvere direttamente a quei casi particolari di difficoltà che verranno segnalati sia dall'AVO che l'amministrazione comunale segnalerà a loro, il fatto di poter erogare un contributo in maniera innanzitutto trasparente ma soprattutto efficace. Per noi è un piacere che gli organizzatori abbiano scelto di venire qui a Jesolo per questo evento, è sicuramente un altro evento importante che si aggiunge al calendario estremamente ricco della città. Il 1° giugno sarà un giorno, spero, di bel tempo e importante per questa manifestazione che permette a questi artisti, che sono sicuramente lodevoli, di poter aiutare le persone che hanno più bisogno. L'augurio è che ci sia un grande afflusso allo stadio perché si possano appunto raccogliere dei soldi per poter aiutare persone che ne hanno bisogno. Io mi auguro che venga tantissima gente, anche perché abbiamo bisogno che ci siano dei fondi per aiutare delle persone, in particolare dei giovani disabili, e questo è il nostro operato. È la partita del cuore, noi operiamo tutti i giorni con il cuore. Grande cuore dunque, ma anche grande Jesolo. La località balneare, fra le più vivaci e nottambule d'Italia, volge lo sguardo anche alla qualità del divertimento giovane. Non a caso la madrina della serata sarà proprio Melita Toniolo, la diavolita affiancata a Moreno Morello direttamente da Striscia. La famosa vita di Jesolo dunque si dimostra un perfetto punto di unione fra glamour, beneficenza e divertimento, l'inizio di un progetto complesso che non potrà che ampliarsi ogni estate. Perché io ero arbitro, e poi la nazionale del Grande Fratello e una rappresentativa tutta le isolane che deve conoscere.
Involontariamente, a detta dell'arbitro, sulla mano dell'avversario, Lucio perde il fermacapelli. L'idea di riuscire a abbinare un momento di comunicazione e quindi i grandi nomi del Grande Fratello, ma allo stesso tempo riuscire a dare anche qualcosa. La nostra città tra l'altro ha tutta una serie di iniziative benefiche che nel corso degli ultimi anni ha donato circa 240.000 euro a varie iniziative in giro per il mondo, e quindi ben venga anche questa, che sicuramente riuscirà a dare una risposta. Amici di Jesolo, spero che la prossima volta sarete tutti presenti alle prossime manifestazioni. Un bacio da Camille Dupont. Ciao!